Venerdì 4 settembre 2020, ristorante Enoteca, Villa Nachini a Corno di Rosazzo, presenta la serata Paella e Sangria, a partire dalle 19:30, impepata di cozze. Paella e sangria, crema catalana, acqua e caffè. Il tutto a 35 euro. Solo su prenotazione allo 0432 75 57 33 oppure info@ristoranteinvilla.com. Potrai vivere una serata immerso nella splendida cornice che solo il ristorante Enoteca Villa Nachini a Corno di Rosazzo, in piazza 24 maggio, ti saprà offrire. Dico a te, sì, proprio a te, cosa aspetti? Alza la cornetta 0432 75 57 33 oppure invia una mail a info@ristoranteinvilla.com per la tua prenotazione. Paella, sangria, venerdì 4 settembre 2020 a partire dalle 19:30. DJ set Max B. Signor Sindaco, siamo proprio nel piazzale del santuario in attesa del trasferimento dei migranti presenti qui all'esterno della struttura ecclesiale. Alla fine siete riusciti a trovare una soluzione? No, la soluzione non si è assolutamente trovata, nel senso che una parte, diciamo così, dei richiedenti asilo è ospitata all'interno della foresteria del castello e questo, diciamo così, assicura e garantisce una sistemazione adeguata e anche in termini di sicurezza. Per ciò che riguarda il piazzale esterno, noi abbiamo segnalato, denunciato alla questura, alla prefettura, l'inadeguatezza di questo spazio, che è uno spazio privato sì della curia ma di utilizzo pubblico e di libero accesso, e che non può essere, diciamo così, meta e bivacco di migranti che hanno per loro stessa ragione e anche necessità di avere situazioni igienico-sanitarie molto più adeguate rispetto all'attuale. Abbiamo un unico servizio chimico, un bagno chimico e un'unica rubinetto per le necessità dei appunto richiedenti asilo. Certo. Senta, ma questi migranti sono arrivati qui come? Questa è la domanda. No, questi sono arrivati perché vengono prelevati durante la notte alle 3, alle 4, alle 2:30 del mattino nelle zone a sud di Udine o nella zona del Manzanese, del Medio Friuli, e portati, diciamo così, in parte a Trieste, in parte a Pordenone, ma anche a Udine. Dopo la chiusura di Castellerio, che è avvenuta lunedì, una parte appunto consistente dei rintracci vengono portati qui a Tricesimo. Questa notte sono arrivati 17 nuovi ospiti e c'è la necessità evidentemente di ricollocarli in strutture o in spazi dove si possono quantomeno posizionare delle tende con servizi igienici anche adeguati, che certo. Qui non si possono avere. Senta, per concludere, neanche a farlo apposta le volevo dire per chi suona la campana, no? Si vede che qualcuno ci ha anticipato, ma per concludere, un sindaco oggi come oggi, in queste condizioni, cosa può fare? No, il sindaco non può far nulla, perché tra l'altro sono tematiche, problematiche che esulano dalla competenza appunto dell'amministrazione comunale, ma io diciamo così, ho delle responsabilità sotto il profilo della sicurezza e della vigilanza sull'igiene e sulla sanità pubblica che mi obbligano a dover intervenire e anche a sottolineare e segnalare a prefettura e questura che questo stato di cose non può durare. Sindaco, allora da quello che abbiamo percepito verrà smantellato il centro di prima accoglienza di Castellerio. Sì, ad oggi è già stato smantellato ad oggi. Ecco, la notizia positiva per quanto riguarda anche la sicurezza del paese alla fine, no? Diciamo che sì, questa scelta è stata presa dalla prefettura insieme alla curia. Non abbiamo saputo solamente a cose fatte. Certo. In realtà abbiamo sempre dichiarato sia sulla stampa ma anche in via formale al prefetto che non era secondo noi la scelta giusta. Certo. Utilizzare il seminario di Castellerio per questo genere di accoglienza. Sì, come lei l'ha detto più volte anche attraverso i nostri microfoni. Quello che si è notato però da questo periodo di quarantena, di presenza dei migranti, che
tanti entravano ma anche tanti uscivano, no? Sì, diciamo che sì, purtroppo alcuni sono scappati da quello che mi hanno riferito. Però ripeto, non essendo competenza comunale non potevo, doveva essere gestita direttamente dalle forze dell'ordine e dalla prefettura. Ecco, la cosa importante da sottolineare per concludere questa veloce intervista, secondo lei ci saranno novità a breve, nel senso tra un mese, 15 giorni si potrebbe riproporre tale scena, cioè che il seminario di Castellerio diventi di fatto di nuovo? Assolutamente no, questo ho avuto delle rassicurazioni perché alla fine ci sono resi conto che quello che avevo dichiarato era la verità, quindi non si può utilizzare una struttura del genere per accoglienza di nessun tipo, né accoglienza né tantomeno triage. Certo. E l'importante, lei sottolinea che comunque a Pagnaco voi darete eventualmente la disponibilità solo se avrete delle garanzie non al 100%, al 1000%. Noi non abbiamo strutture disponibili come è successo nel 2017, quindi non daremo nessuna disponibilità. Se un privato vuol mettere una struttura disponibile, ovviamente in questo caso come è successo a Tricesimo o da altre parti, l'amministrazione comunale non può scegliere. Mentre le menti pensanti puntano il dito contro una certa stampa faziosa, sovranista e arrogante, capace di alimentare l'odio verso i migranti irregolari, clandestini richiedenti asilo sarebbe il termine corretto, ma il soggiornalista iscritto all'ordine lo rimarca, commette peccato veniale e per Serafino, non il tifoso, ma il virtuale direttore di gara, è rigore. In attesa anche dell'arrivo, il prossimo 8 settembre, data infausta per gli amanti della Cabala, del numero 1 del Viminale Lamorgese da queste parti, nel paese dei balocchi continuano indiscriminati gli arrivi via terra dalla rotta balcanica attraverso la Slovenia. Un furgone con a bordo ben 18 irregolari è stato bloccato nella tarda serata di ieri dalla Polizia di Frontiera di Trieste, dopo un inseguimento ad altissima velocità cominciato in Slovenia dalla polizia di quel paese e proseguito anche dalle nostre parti, secondo gli accordi tra i due stati. L'attenzione degli investigatori è focalizzata sul fatto che i migranti hanno viaggiato lungo la rotta balcanica, ma provengono dal Corno d'Africa e l'autista, che è stato arrestato, è un giovane cittadino spagnolo. Restando nella lontana provincia dell'Impero, altri irregolari, una ventina, sono stati rintracciati all'alba dai carabinieri della stazione di San Pietro al Natisone, a piedi lungo la strada statale 54, in pieno centro del capoluogo delle Valli. Per tutti e due i casi è scattata la procedura dei tamponi per capire se tra di loro ci sia qualche positivo al Covid-19 e poi il successivo trasferimento nei vari centri di prima accoglienza in Friuli, Venezia, Giulia. Venerdì 4 settembre 2020, ristorante Enoteca, Villa Nachiri a Corno di Rosazzo, presenta la serata Paella e Sangria, a partire dalle 19.30, impeppata di cozze. Paella e Sangria, crema catalana, acqua e caffè, il tutto a 35 €. Solo su prenotazione allo 0432 75 57 33 oppure info@ristoranteinvilla.com. Potrai vivere una serata immerso nella splendida cornice che solo il ristorante Enoteca Villa Nachiri a Corno di Rosazzo, in piazza 24 maggio, ti saprà offrire. Dico a te, sì proprio a te, cosa aspetti? Alza la cornetta 0432 75 57 33 oppure invia una mail a info@ristoranteinvilla.com per la tua prenotazione. Paella, Sangria, venerdì 4 settembre 2020 a partire dalle 19.30. DJ set Max Fit.